Tempo di bilanci riguarda l'operazione Estate Sicura condotta dalla Polizia di Stato impegnata dal 1° giugno in mirati servizi di vigilanza, ordine e sicurezza pubblica su tutto il territorio provinciale. La Polizia di Stato nel periodo compreso tra il 1° giugno e la data di oggi ha denunciato in stato di arresto 140 persone, in stato di libertà 217 soggetti per reati di vario genere. Nel capoluogo e a San Leone, anche nei comuni di Sciacca, Porto Empedocle, Licata e Palma di Montechiaro, Canicattì, gli equipaggi dei lavolanti e dei commissariati di pubblica sicurezza hanno assicurato 2054 turni di servizio, effettuando 3202 interventi di soccorso pubblico. Sono state così identificate oltre 19.000 persone, sono stati controllati 9.841 veicoli nel corso di 915 posti di controllo, eseguite 186 perquisizioni ed elevate 580 contravvenzioni per violazione al codice della strada. Sono stati effettuati 5.016 controlli a persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Sono state effettuate verifiche presso 50 esercizi pubblici. A riguardo, la massiccia attività di controllo dei locali notturni svolta dalla squadra amministrativa della divisione Pasi ha determinato l'adozione di provvedimenti di diffida e di sospensione della licenza a carico dei titolari di svariati locali del centro cittadino e di San Leone, in quanto tenevano spettacoli di intrattenimento e serate danzanti senza le prescritte autorizzazioni di polizia. Significativa l'attività della squadra mobile sul fronte del contrasto all'immigrazione clandestina, con l'arresto di scafisti e di immigrati, benché espulsi dal territorio nazionale, vi facevano rientro illegalmente soprattutto attraverso l'isola di Lampedusa. Particolarmente incisiva l'azione condotta dalla squadra mobile sul fronte della prevenzione e contrasto al fenomeno della detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Grazie anche all'ausilio delle unità cinofile della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, i poliziotti della squadra mobile e dei commissariati di pubblica sicurezza hanno deferito all'autorità giudiziaria numerosi soggetti e rinvenuto e sequestrato un ingente quantitativo di stupefacenti del tipo hashish e marijuana. Con riferimento all'attività di contrasto al fenomeno dell'immigrazione clandestina, accanto ai dispositivi interforze è stata data attuazione a un modulo operativo via terra a mezzo equipaggi della Polizia di Stato, della Questura, dei commissariati di pubblica sicurezza che hanno battuto l'intera costa agrigentina da Sciacca a Licata, frenando il fenomeno dei cosiddetti sbarchi fantasma. A riguardo particolare attenzione è stata rivolta dal questore Maurizio Ariemma alla vigilanza lungo il litorale sanleonino attraverso la predisposizione di un dispositivo costituito nell'arco dell'intero periodo da un centinaio di uomini, tra agenti di Polizia di Stato, militari dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Guardia Costiera e uomini della Polizia Locale che hanno vigilato su tutte le aree del litorale agrigentino, garantendo serrati controlli, assicurando sicurezza e serenità a cittadini e turisti. L'attività di contrasto al fenomeno della contraffazione ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di articoli di abbigliamento e suppellettili con i marchi contraffatti. Inoltre, con l'ausilio degli equipaggi della Polizia Stradale, sono stati effettuati controlli in prossimità dei locali notturni attraverso le apparecchiature e dispositivi in dotazione alla specialità onde frenare il fenomeno delle stragi del sabato sera. Sono stati effettuati numerosi trasferimenti di migranti sbarcati sull'isola di Lampedusa, successivamente trasferiti in altre sedi, grazie anche all'impegno delle forze territoriali supportate dai contingenti di rinforzo dei reparti mobili della Polizia di Stato, delle linee mobili dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. L'impegno sul territorio è stato caratterizzato anche con servizi integrati di controllo del territorio, svolti da dispositivo interforze con l'ausilio anche degli equipaggi del reparto prevenzione e crimine della Polizia di Stato, del CIO, dell'Arma dei Carabinieri, che hanno consentito il controllo di oltre 3.500 autovetture e 4.370 persone. Sono stati quindi elevati 281 contravvenzioni al codice della strada per infrazioni varie. Con l'approssimarsi delle stagioni autunnale e invernale, i cennati dispositivi verranno riproposti anche nel capoluogo con stringenti controlli nelle vie e nelle piazze cittadine.